Ci spiega in cosa consiste questo progetto Murales? Allora, il progetto Murales nasce da un'idea di due persone che erano in comunità da noi e che adesso sono uscite, proprio per l'idea di abbellire la nostra comunità. Da qui nasce proprio il progetto, quindi di creare una struttura che sono pannelli che sono stati creati da questi ragazzi dalla quarta B del liceo Luzzati, all'interno di un progetto di alternanza scuola-lavoro che ci ha visto in collaborazione proprio col liceo per 6 mesi. Diciamo che questo progetto con la classe quarta B del liceo artistico Luzzati è andato a nostro avviso molto bene e questo ci ha aiutato a pensare anche per il futuro la possibilità di allargare questi progetti alle scuole, perché riteniamo che comunque il fatto di incontrare le scuole con dei servizi sanitari e nel nostro caso un servizio che si occupa di alcol, tossicodipendenze, possa essere molto d'aiuto, ecco. Perché è importante far lavorare insieme ai ragazzi? È importante per far maturare un po' l'esperienza diretta della vita pratica del lavoro, quindi fa molto crescere questo. E poi coltiva un po' uno spirito solidale tra di loro, insomma, è molto positiva l'esperienza. Com'è stato lavorare con i tuoi compagni al progetto Murales? Beh, diciamo che è stata la prima esperienza perché non avevo mai fatto un lavoro collettivo ed è stato difficile perché ognuno di noi ha sia degli stili diversi che delle idee diverse, però ci siamo confrontati anche con i committenti, abbiamo trovato un accordo, diciamo, e abbiamo avuto alti e bassi con magari le proporzioni, cose più matematiche, però alla fine abbiamo trovato, cioè il lavoro ha dato i frutti perché essendo che erano tutte idee diverse, comunque è riuscita una cosa originale e unica.